Aprile 2015 segna un evento storico per il mondo agricolo, la fine del regime delle quote latte. Per la prima volta dal 1984 gli allevatori non avranno alcuna restrizione sulla quantità di latte prodotto. Una rivoluzione che si annuncia già dolorosa per le circa 3.600 aziende venete, divenuta inevitabilmente il tema dominante della 29esima Assemblea Generale dei Delegati APROLAV, Associazione Produttori Latte del Veneto, svoltasi nei giorni scorsi a Treviso. Una preoccupazione di cui si è fatto interprete Terenzio Borga, il presidente dell'associazione. Siamo lo Stato nel quale i costi sono superiori a livello europeo, quindi non è che la posso vedere in maniera positiva. Noi siamo partiti male con il regime delle quote perché i nostri politici molto lungimiranti del passato hanno pensato di accettare una quota che era metà di quello che era il fabbisogno nazionale. Quindi questa è la situazione che ti lascia un po' di amaro in bocca. Per 30 anni non siamo riusciti a creare una strategia a difesa del settore. Momento delicatissimo per il comparto lattiero-caseario, uno dei più importanti dell'agricoltura veneta, che oltre la fine di un'epoca vede un futuro dai contorni incerti. Gli Stati membri, in questo caso l'Italia, a noi trasformatori, non ha ancora detto cosa dobbiamo fare con il 1° aprile. Ci ha mandato 2 righe in cui dicono che dovete continuare a fare il stesso controllo della quantità del latte e della materia grassa, quindi praticamente per noi non cambia assolutamente niente. La politica non è attenta, non sta pensando al territorio, ma stanno pensando soltanto di creare burocrazia, ma non di creare posti di lavoro, di creare produzioni, perché quello è quello che noi vogliamo. E noi vogliamo i controlli, e li vogliamo, però i controlli deve essere un partner che viene e ci dice: questo è quello che ti manca nell'azienda, questo è quello che dobbiamo fare, che dobbiamo migliorare. Ma chi viene a dare sanzioni e basta, credo che non serva a noi, non serve al territorio, non serve neanche all'Italia. Con quasi 12 milioni di quintali di latte prodotto all'anno per un valore della produzione di quasi $500 miliardi, il Veneto è il terzo produttore di latte italiano. Ma il vero valore aggiunto della produzione regionale è la qualità. Abbiamo 8 DOP che sono a difesa delle nostre produzioni, l'80% del latte veneto viene trasformato in formaggi di pregio, dei quali il 70% è a formaggi DOP, e quindi questa è una bellissima cosa perché questo dà una garanzia sul reddito. E poi abbiamo la buona cooperazione, le nostre cooperative funzionano, vanno bene e creano quella situazione di mercato alla quale anche i privati non possono andare, perché anche quest'anno li guideranno molto bene. E il Made in Italy resta l'unico investimento sicuro in un mercato già fatto di prezzi oscillanti e che d'ora in avanti sarà libero. Vediamo che le esportazioni continuano ad aumentare ogni anno nonostante la crisi, continuare ad investire sull'estero, ma soprattutto a difendere in maniera con la quale anche mi sembra stia partendo il Ministero, il prodotto fatto in Italia, cioè identificare con l'etichettatura le produzioni e le zone di mungitura.